Buonasera a tutti. La conferenza di questa sera in Accademia rientra in quella serie di iniziative che hanno come tema quello della munificenza privata, vale a dire illustra delle azioni nelle quali un singolo o una famiglia decidono di donare o un immobile o una collezione o ambedue perché vengano godute dalla popolazione. Si tratta di beni che vengono donati e che di volta in volta appartengono o al Ministero, e in questo caso sono in musei nazionali, è il caso di Palazzo Spinola che è stato di recente illustrato da Farida Simonetti e da Zanelli, l'attuale direttore, e questa sera, oppure, come si è parlato di recente, si può parlare di Palazzo Rosso della donazione Brignole-Sale, e in quel caso è stata illustrata da Piero Boccardo e da Raffaella Besta. Questa sera invece il tema su cui parleranno è il Castello d'Albertis. Tant'è vero che il titolo di questo intervento, a due voci, di cui dirò meglio, è Marinaio gentiluomo, la vita avventurosa di Enrico d'Albertis e il suo museo dimora, oggi Castello d'Albertis, museo delle culture del mondo. Parlerà di questo tema in prima battuta Anna d'Albertis, che è pronipote del capitano d'Albertis, che qui vedete già rappresentato, che è una appassionata cultrice della figura di questo suo prozio, tanto è vero che è già autrice di opere che lo riguardano sia da un punto di vista biografico che per quanto riguarda un taccuino di viaggio, e credo di capire che ci sia ancora qualche cosa probabilmente in itinere, ma lo si vedrà. E non solo, ma ha preso anche a cura la possibilità che una ricca raccolta di fotografie potesse essere organizzata, raccolta e consultata. L'altra persona che ci parlerà di tutto questo è Maria Camilla De Palma, antropologa museale, direttrice dal 1991 del Castello d'Albertis, che proprio dal suo titolo Museo delle culture del mondo ci fa già capire che tipo di orientamento ha nella sua organizzazione e nel tipo di beni che vengono esposti, e ci fa anche capire come in questo museo si svolgano a più riprese incontri, mostre assolutamente anche diverse fra di loro, ma che hanno come filo conduttore l'essere proprio rappresentative di una grande visione generale del mondo sotto ogni aspetto culturale. Non vi dico altro perché è stato scritto anche nella scheda di collegamento con questa mostra. Sappiamo che Maria Camilla De Palma pubblica nel settore dell'antropologia dell'arte, della rappresentazione delle culture in museo e dell'uso interculturale del patrimonio museale. E do adesso la parola a loro. Grazie. Eccomi, allora buonasera. Io sono, come ha detto Anna d'Albertis, e l'unica cosa che sono la pronipote di Enrico d'Albertis, era fratello di mio bisnonno. E siamo tantissimi pronipoti, però sono l'unica che, diciamo, che si interessa di lui, che l'ha studiato e sono appassionata. Mio padre mi ha insegnato fin da bambina la sua figura, ero appassionata, mi piacevano molto i libri di Salgari, Sandokan eccetera, e quindi questo zio avventuroso mi piaceva tantissimo. Come vedete lui nasce nel 1846, quindi è un uomo abbastanza antico, tant'è vero che è riuscito anche a combattere nella terza guerra d'indipendenza. E poi, essendo il terzo di tanti fratelli,
parecchi fratelli, anzi 3 fratelli più grandi, quindi lui non era obbligato di occuparsi delle cose di famiglia e quindi ha potuto fare quello che ha voluto, che è stato poi iscriversi alla scuola di marina per diventare marinaio. I fratelli più grandi erano legati a questa industria laniera che avevano a Voltri, e per quello che è nato a Voltri, e quindi loro hanno dovuto fare una vita molto più grama perché si sono dovuti occupare degli affari. Invece lui è stato assolutamente libero, quindi è diventato guardiamarina, ha cominciato, ha imparato ad amare, a battere il mare, come si diceva una volta, e appunto ha combattuto a Lissa, perso, quindi ci è rimasto malissimo, ed è passato quindi alla marina mercantile. Ha fatto qualche viaggio, principalmente nella tratta dall'Italia fino all'India e ritorno. È stato, fra l'altro, era al comando della prima nave del convoglio che per prima ha passato Suez, cioè il convoglio italiano. C'erano passate altre navi di altre nazionalità, ma dell'italiano è stato il primo. Dopodiché ha pensato di aver lavorato abbastanza e si è ritirato a vita privata, questo all'età di 25 anni più o meno. E ha cominciato a seguire le sue passioni, che erano tantissime. Infatti riassumerle tutte sarà un po' difficile, ma vedo di fare quello che posso. Lui aveva questi amici molto più bravi di lui, molto più esperti, erano scienziati, cioè gente di grande cultura, soprattutto scientifica. Qua lo vediamo ritratto con Arturo Issel, Giacomo Doria, Enrico D'Albertis, quello appoggiato, e Raffaello Gestro. Raffaello Gestro è quello che ha quella paglietta con scritto Violante sul cappello, non so se si vede, ma so. Violante era la prima barca da diporto che si era fatto costruire lo zio Enrico per incominciare a girare per il mare per diporto. All'epoca nessuno andava per mare per divertirsi, ci si andava per pescare, si andava per trasportare merci. L'idea che uno potesse divertirsi sfidando il mare non veniva a nessuno. Lui ha imparato invece in Nord Europa, dove gli inglesi già si divertivano con lo yachting e quindi c'erano degli yacht club, eccetera, eccetera. Lui ha portato quest'idea in Italia e si è fatto costruire questo cutter, il piccolino, il Violante, con il quale ha cominciato a incrociare il Mediterraneo, divertendosi come un matto. Tant'è vero che il motto del Violante era utile dulci, quindi praticamente utile e dilettevole. E si divertivano, erano una compagnia di buontemponi, però dicevano: noi che non abbiamo niente da fare dobbiamo essere utili alla comunità. Quindi, visto che l'oceanografia era una scienza ancora da venire, si divertivano a dragare, a vedere le profondità, le correnti, a pescare i pesci per vedere differenti tipi di pesce. Quindi facevano tutte quelle utili esplorazioni, cioè utili ricerche, che chiaramente non potevano fare quelli che per mare ci andavano perché dovevano farlo. È sempre stata una cosa che anche papà mi ripeteva sempre, no? Se uno è privilegiato, ha qualcosa di più, non è che è fortunato e sta seduto in salotto, ma deve fare qualcosa per gli altri, perché tutto va messo a frutto, e se uno è fortunato, non è fortunato fino a un certo punto, perché comunque deve occuparsi molto di più, deve arrivare più lontano degli altri, insomma. E questo direi che lo zio Enrico l'ha messo abbastanza in pratica. Questo è il castello di Montegalletto che si è fatto costruire, appunto, ma di questo lascio poi la parola a Maria Camilla De Palma, che ne sa più di me, ma solo perché c'era. Questa è la fotografia del Regio Yacht Club italiano, di cui lui è stato uno dei fondatori, dei promotori. Questo risale alla fine dell'Ottocento, 1897 mi sembra. Questa è una vecchia fotografia, infatti è abbastanza riconoscibile, perché adesso c'è una selva di barche ancorate lì davanti, e qua invece erano ancora pochissime. Tant'è vero che appunto il Violante è stato proprio il primo yacht registrato in Italia come yacht da diporto. Dopo il Violante, col quale ha potuto soltanto praticamente viaggiare nel Mediterraneo, si è fatto costruire il Corsara, una barca più grande, con la quale è riuscito a seguire la rotta di Colombo in occasione del 4° centenario della scoperta dell'America e arrivare fino in America. E
cosa questa abbastanza facile. Cosa è stato difficile è stato tornare indietro, perché era, diciamo, trainato dalle navi della Marina Militare. Però è venuto un uragano spaventoso, tanto che il piccolo corsaro, che era il traino del Flavio Gioia, che era un grosso veliero della Marina, hanno dovuto tagliare i cavi d'ormeggio e l'hanno abbandonato alla sua sorte, ed erano tutti convinti di non vederli mai più. Invece sono arrivati sani e salvi, e questo gli è valso poi il titolo di capitano della Marina Militare. Arrivato a New York, queste sono fotografie non fatte da lui, è arrivato in una New York moderna per il tempo, però vedete, grattacieli non ce ne sono, ci sono anche dei panni stesi sopra i tetti, e già ci sono però delle ferrovie sopraelevate, i tram a cavalli, cioè era una città assolutamente modernissima rispetto all'Italia. Il corsaro nel frattempo è stato speronato mentre attraversava la Manica. Lui non era a bordo, lui era in Inghilterra o comunque nell'Europa del Nord con suo nipote, e l'aveva lasciata al secondo. È stato speronato da un postale inglese che non gli ha ceduto il passo, e quindi non è affondato, però ha avuto dei danni veramente molto, molto importanti, per cui è stato demolito. A questo punto non era più legato ad avere la barca. E è vero, dicono, no, chi va per vela, che la barca dà 2 giorni di gioia, quando si compra e quando si vende, oppure quando si demolisce. A questo punto era libero di fare quello che voleva e ha cominciato a viaggiare. Una delle mete più, diciamo, una meta preferita è stato l'Egitto, per vari motivi. Intanto era protettorato inglese, per cui era abbastanza civile. Poi cominciavano gli scavi archeologici, c'era Schiaparelli che incominciava a scoprire le tombe, e quindi tutto l'interesse per l'egittologia. E poi, non ultimo, il clima meraviglioso. Per chi soffre di artriti, artrosi, reumatismi, tutte cose di cui lui soffriva, il clima asciutto rispetto alle Macaia di Genova, cioè non c'è paragone. E quindi passava in Egitto sempre parecchio tempo della sua vita, fino proprio alla fine. Qui vediamo, va bene, una fotografia del canale di Suez, e queste sono le cosiddette pecore di Cook, che lui disprezzava. Cook era stata la prima agenzia di viaggio del mondo. Questo James Cook si era inventato l'idea di portare in giro i turisti, e quindi anche le signore inglesi da sole potevano avventurarsi fuori dall'Inghilterra e andare a visitare dei paesi sconosciuti, esotici, tra i quali l'Egitto appunto era la meta, per i motivi che dicevo prima, una delle preferite. E qui si vedono, questa è posteriore, questa fotografia del 1915 credo, però tutti questi infilati, tutti in fila, che andavano, non c'era la guida con la bandierina davanti, ma quasi. E lui li disprezzava perché è un modo di viaggiare da pecora, però qualche volta ha viaggiato anche con loro. E qua si vede il Cairo, la parte vecchia con i minareti, e poi la parte nuova di Heliopolis che veniva costruita attorno al 1910, e questa è la basilica cristiana in fase di costruzione. Poi chiaramente si visitavano a dorso di cammello, come più o meno si fa ancora adesso, anche se con vestiti leggermente diversi, le piramidi sulle quali ci si poteva arrampicare. E vabbè, più o meno questa è la figlia della moglie. Lui è stato sposato per un brevissimo tempo con una signora vedova che aveva una figlia, e questa figlia l'ha accompagnato molto spesso nei suoi viaggi. E questo è una cosa particolare, questo qui nella Valle dei Re, dove c'era Schiaparelli che stava scoprendo tutte queste tombe dei vari faraoni, e lui era accampato fuori in una tenda per assistere, diciamo, agli scavi, agli studi, e c'era una temperatura tale che lui temeva che il suo termometro potesse scoppiare da un minuto all'altro, che arrivava a 50 gradi, però il mercurio era un fondo scala e continuava a salire. Allora Schiaparelli gli ha dato il permesso di mettere il suo lettino da campo dentro alla tomba di, non ricordo più il nome del faraone, un nome complicatissimo,
e ha dormito lì dove nelle ore più calde si arrivava poco sopra i 30 gradi, quindi una temperatura assolutamente deliziosa. E quindi ha avuto anche la fortuna di dormire proprio in una tomba, sono quelle che adesso si visitano a giorni alterni per non rovinare gli affreschi, ma lui ci ha dormito. Si andava con la barca a visitare alcuni templi, questo è il Tempio di File, ancora c'era già una diga inglese, però questa non era sufficiente per le piene del Nilo e quindi è stata fatta poi in diversi momenti e ancora periodicamente il Tempio di File veniva allagato, per cui bisognava andare in barca. E qua lo vediamo appoggiato alla lapide del ricordo della prima diga inglese, questa è l'inaugurazione invece della seconda nel 1908. Quindi partecipava anche, diciamo, a delle importanti manifestazioni. E questi sono Abu Simbel, che ovviamente era ancora nel posto dove era, questo è ovvio, ma ancora era coperto dalla sabbia, infatti si vede alla destra della fotografia appunto questo cumulo di sabbia, veniva scavato e studiato proprio in quei momenti. E questa è un'isola che lui avrebbe voluto comprare nel Nilo, però non mi risulta che abbia mai comprato, vicino ad Aswan. Se no forse l'avrebbe regalata, sarei ad Aswan adesso a parlare di lui. E oltre a questo ha girato il mondo per lungo e per largo, ha fatto 3 volte il giro del mondo e poi viaggi di qua e di là senza fermarsi praticamente mai. Questa è una fotografia di Gerusalemme, qui siamo nel 1906, qui sempre a Gerusalemme la moschea di Omar, poi Nord Africa, questa è una foto di Algeri, poi Libia, Tunisia. Sono particolarmente affezionata a una serie di fotografie di quelle, diciamo, della macchina dove c'è lui sul tetto, perché io ho cominciato a studiare i negativi delle sue fotografie il 30 aprile del 2001 e questa fotografia, che è una delle poche che ha una data giorno, mese e anno, l'ho presa in mano proprio il primo giorno ed era datata 30 aprile 1901, quindi esattamente 100 anni dopo essere stata scattata, e questo l'ho trovato un segno, per cui ho dovuto continuare per forza a fare quel lavoro. Poi vabbè, qua siamo nello Zimbabwe, ci sono le cascate Vittoria ancora adesso che sono un'attrattiva turistica importante, e poi le rovine di Zimbabwe che erano delle strane costruzioni coniche che erano considerate molto antiche. Adesso poi con studi più moderni è stata un po' riscritta la storia, e comunque sono delle fortificazioni tutte rotonde perché gli angoli creano, diciamo, il posto per l'agguato, invece il rotondo impedisce di nascondersi, e sono costruzioni appunto abbastanza misteriose nel mezzo dell'Africa, e sono praticamente le uniche costruzioni in pietra che ci sono, a parte le piramidi. No, ho sbagliato. Ecco. Poi è andato in Uganda, c'era una ferrovia per cui poteva incontrare sia inglesi vestiti di bianco, tutti eleganti, e poi c'erano invece ancora gli ugandesi con archi e frecce. A Khartoum c'era ancora il monumento a Gordon Pasha, che poi è stato distrutto, quindi c'era ancora appunto non si usava essere a cavallo ma a cammello o dromedario, per essere più precisi. Poi questa è Sudafrica, vicina Città del Capo, Simon Town. Poi è andato in America, ha visitato una cosa abbastanza particolare, i villaggi Hopi nell'Arizona, che appunto molto collegati poi col Castello d'Albertis, ma non mi dilungo su questo. È andato in Messico, qui vediamo il Canal della Viga vicino a Città del Messico, e quello sopra invece dove è stato al Querétaro, dove è stato fucilato Massimiliano I d'Asburgo. Questo è Singapore, senza neanche un grattacielo, con le navi a vela. Cioè, il mondo è cambiato veramente in un modo incredibile. Poi questa è l'Australia, a destra non so, una stazione qualunque, e l'altra è Perth.
ha visitato praticamente la costa occidentale e la costa orientale, Sydney, Blue Mountains e cose di questo genere. E si è appassionato abbastanza all'Australia, le è molto piaciuta. Dice, se non fossi appassionato del mare mi piacerebbero i deserti dell'Australia. Poi le Canarie, e vediamo la coltivazione delle opunzie, che poi in pratica sono i fichi d'India, dove nelle Canarie venivano allevati, la cocciniglia veniva allevata sulle foglie dei fichi d'India e poi serviva per la colorazione rossa. Poi invece con l'invenzione dei coloranti con l'anilina è stata tutta, diciamo, ha sovvertito completamente l'economia dell'isola e è cambiato tutto. Al ritorno delle Canarie si vede qua il bagagliume, cioè questo bagaglio enorme che lui portava dai viaggi, perché comprava tutto quello che trovava interessante. Qualunque cosa potesse essere acquistato veniva acquistato e sistemato al castello, e ancora adesso si può trovare. Non ho idea di che cosa ci sia dentro questo bagagliume. E qua vediamo, vabbè, al barrage di Shellal, Federico Augusto III di Sassonia compra dei souvenir, e penso che anche lui più o meno abbia comprato allo stesso modo, dai banchetti in giro per le strade, a comprare delle curiosità. E questo invece a Damasco, dove furono comprate le armi, probabilmente le armi del salotto turco, non lo so. La vita di bordo doveva essere assolutamente noiosissima, perché i viaggi erano molto lunghi, le navi cominciavano ad avere i motori, però non è che andassero a grandi velocità e spesso le macchine si rompevano. Quindi c'era il problema anche di passare il tempo a bordo. Quindi si leggeva, si facevano delle corse, si vedono queste signore con i gonnelloni enormi, no, che corrono sul ponte a fare dei giochi. E terribili quelli invece della fotografia in alto, a cavalcione di questo alberetto, che si danno delle saccate addosso, il primo che cade ha perso. Erano dei giochi abbastanza cruenti, però bisognava passare il tempo. Certe volte leggo sul Secolo, no, Odissea del viaggiatore, 4 ore di ritardo. Loro potevano avere 40 giorni di ritardo come niente, e appunto nel suo diario del primo viaggio attorno al mondo racconta che si era rotto l'alberetto del motore, e lui commenta, dice: ma non abbiamo nulla da temere, perché abbiamo un carico di riso e abbiamo il desalinatore, quindi abbiamo l'acqua, abbiamo il riso, che problema c'è? Il problema era la noia, tant'è vero che racconta di avere legato assieme tutti dei fili delle vecchie lenze che ha trovato a bordo e aveva pescato un uccello marino, con grande scandalo del comandante, che doveva essere di quelli della protezione degli animali, perché chiaramente l'idea della protezione e del rispetto per gli animali ce n'era pochino. E poi comunque perché pare che porti noiella, non lo so. Comunque gliel'ha fatto, era già arrivato lì con l'alcol per tassidermizzarlo, ma ha dovuto buttarlo via. Però la noia doveva essere veramente una costante. Gli piaceva anche la montagna. Qua vediamo 2 personaggi al passo del Teodulo sopra Breuil, dove passava dei lunghi periodi di vacanza. La signora aveva una specie di cappuccio, perché chiaramente non c'erano le creme, i filtri solari non c'erano e la bronzatura non era una cosa da signore. E qua la vediamo invece sul nevaio, anche qua con queste gonne lunghe. È una cosa che poi magari non ci si pensa spesso, ma le scarpe di gomma non c'erano ancora, sono state inventate molto dopo, per cui avevano sicuramente fredda ai piedi, perché avevano gli scarpini di cuoio coi chiodi. E anche per scalare le montagne si toglievano poi gli scarponi coi chiodi arrivati a una certa quota e si mettevano le scarpe di tela, di corda. Quindi tante cose che diamo per scontate poi in effetti non lo sono assolutamente. Ha conosciuto personaggi, qui vediamo Gabriele D'Annunzio, questo dovrebbe essere durante la prima guerra mondiale, che firma un autografo. Secondo me si è tolto gli occhiali per sembrare più bello e non ci vede, come me, lo capisco tantissimo. Poi questa è l'ultima fotografia scattata da Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi è venuto 2 volte al castello a trovarlo, perché passava dei periodi a Genova, a Palazzo del Principe. E poi una volta invece lo zio Enrico è andato a trovarlo a Busseto,
e ha chiesto permesso di fargli una fotografia e gli ha scattato questa, che è l'ultima fotografia fatta in vita, perché questa risale alla fine del 1900 e Verdi è morto poi i primi mesi del 1901, quindi l'ultima, e non era tanto comune, diciamo, farsi fare le foto. Qua invece è all'Expo a Milano nel 1905 in mongolfiera insieme a Puccini. Ma questa credo che sia stata una conoscenza abbastanza casuale, diciamo. E questa invece è Elizabeth Brooke, la Rani di Sarawak. Questa è una persona che ha conosciuto a Sarawak durante il primo viaggio attorno al mondo ed era la moglie del Raja bianco di Sarawak, il nipote di quello famoso di Sandokan, con la quale ha intrattenuto poi dei rapporti di amicizia. Qualcuno diceva che era innamorato di lei, non lo so. Però anche lei è venuta a trovarlo più di una volta al castello, perché dopo il divorzio dal Raja passava le sue vacanze a Bogliasco. E la collana che ho qua al collo è un regalo allo zio Enrico di questa Margaret Brooke. Qui siamo nella prima guerra mondiale, dove ha preso lezioni di volo, quindi ha avuto anche l'idea di andare a lezione e provare a far volare gli idrovolanti. Era con Garassino Garbarino, che è un pilota della prima guerra mondiale. Poi ha seguito tutto il viaggio del Milite Ignoto, documentando con fotografie. Vediamo, le fotografie sono brutte perché all'interno della Basilica di Aquileia si vedono le tombe dei soldati, dalle quali poi la mamma del Milite Ignoto è stato scelto. E qua c'è Amedeo di Savoia con un sconosciuto. Un'altra sua passione grandissima sono state le meridiane, ne ha fatte un po' più di 100, quasi tutte in Italia, qualcuna in Egitto, qualcuna in Albania, la maggior parte nelle zone di guerra, nelle case degli amici, negli stabilimenti termali che frequentava purtroppo con costanza per i suoi problemi di salute, e nelle chiese, nei posti pubblici. E questa anche documenta i buoni rapporti con la Marina, perché è una delle più belle, ancora presente sul pilone d'entrata dell'Arsenale di Venezia. Poi si comprava delle case. Una volta ho visto all'archivio storico, all'archivio notarile, tutti i movimenti, le vendite, gli acquisti, una cosa spaventosa. Era molto più facile di adesso comprare e vendere una casa, però comprava e vendeva. Ha cominciato a comprare una villa a Portofino, che però ha venduto quasi subito perché era un posto troppo turistico, e preferiva comprare delle cose un pochino più rustiche. E questa è la torre di Santo Stefano al Mare. Anche questa è stata regalata poi subito dopo la guerra per fare una casa di riposo per i naviganti, e ancora adesso è in funzione, si chiama Violante d'Albertis, intitolata alla madre. Questa invece è la torre all'isola del Giglio, dove passava lunghi periodi durante l'estate, accompagnato con la compagnia di questo Capitan Beppino che vedete a destra, che era il suo confidente, marinaio, custode, amico, un personaggio che veramente epico, con il quale ha avuto rapporti di amicizia molto profonde. E l'isola del Giglio ancora, lo zio Enrico è ricordato con grandissimo affetto. Dico solo una scemata, anni fa sono andata al Giglio, così per i fatti miei, sono andata al botteghino a comprare il passaggio per la macchina, mi hanno fatto lo sconto. 2 euro, cioè una cosa assolutamente simbolica, però mi ho detto, oh, se lei si chiama D'Albertis le faccio lo sconto, l'impiegata. E l'ho trovata una cosa commovente, non certo per l'importo, ma per il gesto, per il ricordo, che è ancora vivissimo. Altra casa, l'Eremo di Noli, che è una casa di legno semi-prefabbricata a picco sull'Aurelia, dove lui si ritirava per scrivere i libri e per stare in pace. Tanto è vero che si vede poco la scritta sotto alla finestra, ma c'era scritto Noli me tangere. E con questa finisco, un pavone bianco al castello,
un'inquadratura diciamo abbastanza particolare, ma soltanto che per significare che tutto sommato, oltre a tutte queste cose, era anche uno che aveva il senso dell'ironia e del particolare. Con questo spero di non essere stata troppo lunga. Così mi senti? Sì. Penso che capiate com'è difficile il mio ruolo adesso. Ok. Dopo un'illustrazione così, come dire, ricca, che ha illustrato la vita di un uomo quasi indescrivibile per i nostri tempi e per le nostre consuetudini. Devo dire, io stessa ho scoperto cose nuove e ogni volta Anna D'Albertis mi sorprende, ecco. A partire da quel aprile 2001, quando, aprendo il baule dei negativi delle fotografie del capitano, questi 21.000 scatti dell'archivio fotografico, si è offerta a scansionarli come si poteva fare all'epoca, e cioè in realtà fotografare il negativo con una macchina digitale, e la brillante idea è stata quella di trasporli in positivo e da lì tirare fuori tutto questo mondo che in parte vi ha illustrato anche con le fotografie, no? Che avete visto stasera. Quindi dico, a partire da quello, ma in tutti gli anni a venire. Ecco, io vorrei provare ad agganciarmi a partire dall'inaugurazione del castello. In realtà potete immaginare che cosa ha significato per un'antropologa che lavorava sulle popolazioni indigene americane o africane, no? o polinesiane, ritrovarsi prima di tutto a fare antropologia di noi, di un noi eccezionale, ma ritrovarsi prima di tutto a cercare di capire, di scoprire, di trasmettere, perché un museo è questo, no? È un luogo della trasmissione, prima di tutto la vita, il patrimonio in termini culturali, no? Di un uomo con un'esistenza così eccezionale. Ma fortunatamente, tra virgolette, ci sono stati 13 anni di lavori di restauro. Il capitano ce ne ha messi 6 per costruire il castello, noi vergognosamente dal 1991 al 2004, Genova capitale europea della cultura, e sono stati anni intensissimi per riuscire a trovare un bandolo della matassa e per riuscire a capire come traghettare un luogo che ormai era nel XXI secolo, partendo da un'eredità di un altro mondo, ma che ci poteva portare in giro per il mondo, ovunque, no? in ogni ambito del sapere anche, oltre che in ogni luogo geografico. No? Quindi ecco l'inaugurazione con dei piccoli D'Albertis che immagino ora magari non si riconoscono nemmeno, chissà, e con il sindaco d'allora, no? Pericu, che riconoscete, e Massimo Chiappetta, c'è l'assessore Borzani con la testa tagliata, e tu riconosci bene. La foto che vedete a lato è l'area degli Opi dell'Arizona, che come immaginava Anna, lei era ben presente e ha seguito ogni tappa, è stato un po' il trade union per aprire questo museo, ma ora capiremo perché. Per chi non lo conoscesse, si presenta così la facciata, una facciata che
ci parla della facciata medievale di Palazzo San Giorgio, una facciata che ci parla di tante cose, del Giglio di Firenze, da una parte lo vedete che ricorda le origini che si tramanda, risalgano a Leon Battista Alberti, no? L'umanista fiorentino, e poi lo stemma di Genova. Si tramanda, no? Tu mi hai detto, ma dicunt. Sì, però a giustificare questo Giglio noi ancora non abbiamo trovato una motivazione ulteriore, no? Sì, quindi eccolo come si presenta, e ho voluto iniziare con un commento, in realtà ormai già dell'anno scorso, era gennaio dell'anno scorso. Tornerò sicuramente un giro del mondo qui a Genova, ma soprattutto con la frase "fate innamorare, non smettete mai", davvero, perché il feedback di chi viene e riesce a fare il giro del mondo, grazie ancora al capitano e alla sua eredità, per noi è molto importante. Siamo uno dei tanti musei nati dalla generosità di un singolo. Il patrimonio cittadino genovese dei musei è notoriamente costituito, è ricchissimo grazie anche proprio a questo. Ma il fatto di emozionare ancora così è molto importante. Solo un flash per farvi vedere la poliedricità riassunta in questi scatti, per poter prendere la parola appunto da Anna D'Albertis e passare invece a quello che il capitano sulla collina di Montegalletto, che penso conosciate dove sia ormai, anche se non si chiama più così, ma il castello ai suoi tempi si chiamava Castello di Montegalletto, perché il capitano ha preso, no, quel nome, all'incrocio fra Corso Dogali e Corso Firenze, dove a fine Ottocento l'amministrazione comunale stava facendo ingenti lavori di sbancamento per costruire Corso Firenze, circonvallazione a monte, Corso Ugo Bassi. Ecco, il capitano, fra le sue altre imprese e meriti, ha quello di avere salvato dalla distruzione il bastione cinquecentesco che si trovava sulla collina. Quindi ha costruito il suo castello fra il 1886 e il 1892 sui resti di una fortificazione cinquecentesca, che qui vedete bene. Ed eccolo come si presentava, con, forse mi ha detto che ho un puntatore, no, ho capito male, la parte, questa è la parte del bastione, ecco la bacchetta, mamma mia, però è comparso il puntatore alla fine. Come mai è comparso? Vabbè, non sono capace, direi, però va bene, guardate, vecchie maniere. Ecco la parte del bastione. E ora però togliamolo dai piedi lui, ok, e nell'ingente patrimonio del castello ci sono anche 1 migliaio di disegni costruttivi, come potete vedere, firmati da Marco Aurelio Crotta, uno degli architetti chiamati in causa. Il progetto è stato fatto con la supervisione di Alfredo D'Andrade, il massimo esponente del revival neogotico dell'epoca, con l'ingegner Francesco Maria Parodi, appunto Crotta, Allegro, lo scultore Allegro, e fra i disegni ci sono anche queste cose meravigliose che per un po' abbiamo creduto che fossero un'invenzione. La fonte di ispirazione del capitano sicuramente l'ideale cavalleresco dei castelli medievali, che passava anche attraverso i castelli alla Ludwig, no? Di Neuschwanstein, e i castelli bavaresi, con queste scene, con questi punti di vista così, no, tragici. In realtà pian piano abbiamo scoperto che il castello, nella sua parte di giardino, che l'amministrazione ha chiuso da subito perché è molto scosceso, siamo in cima a Corso Dogali, quindi in cima a Corso Ugo Bassi, e penso che abbiate presente tutta quella vegetazione che scende fino alla stazione Principe. Ecco, quella in realtà era parte integrante della costruzione e dell'idea, dell'immaginario, della visionarietà del capitano, è parte di un giardino
romantico che disperatamente speriamo di riuscire a salvare. Spero di andare in pensione con almeno un inizio, visto che è veramente da tanti anni che rischia di andare in malora se non ce ne occupiamo, ma c'è veramente un ponte levatoio, un salto d'acqua di 18 metri, 3 fila di mura merlate, un lago artificiale, insomma, e ci sono queste vedute. Ma l'immagine nel suo complesso, come vedete sempre firmata da Crotta, è così, non si configura così. Questi sono i piccoli dettagli ancora sempre firmati da Crotta. Il patrimonio dei disegni è veramente ricchissimo, sono anche acquarelli come questo, il dettaglio della garritta, il dettaglio della campana, cose realizzate, cose non realizzate, dettagli anche del portone tuttora esistente, il portone attraverso il quale faceva passare le sue carrozze una volta superato il bastione del 500, arrivato su uno spiazzo. Deve essere stato facile sbancare tutto quel materiale ed arrivare in cima appunto con la carrozza. O dettagli di decorazioni di piastrelle, ad esempio, dove lo stemma della famiglia d'Albertis, rivisitata un po' in chiave neogotica, si è sviluppata. Chi ha visto il castello penso che possa riconoscere queste piastrelle, o dettagli, schizzo di Marco Aurelio Crotta, dettagli delle catene argente a Croce di Sant'Andrea, sempre lo stemma d'Albertis, che sono nella loggia di Colombo, ad esempio, del capitello, o dettagli del pavimento della Sala Colombiana, sempre firmata da Crotta. Un dettaglio molto utile ci è stato negli 2 anni scorsi, quando abbiamo finalmente avuto pochi fondi, ma un po' di fondi per ristrutturare, per procedere alla manutenzione della struttura, perché dopo 30 anni dai lavori, 20 anni dai lavori, era necessario metterci mano, e queste essenze sono state importanti per restaurare il pavimento. Dettagli anche di logge, loggiati, loggette, dettagli della porta, dettagli dell'arredamento. Chi ha visto il salotto turco forse riconosce questa dormeuse, questa non ripetuta identica, ma sicuramente l'ispirazione per il capitano, la parola d'ordine era collage. Il castello è un collage architettonico di elementi della Genova medievale, di palazzi fiorentini, di castelli valdostani, con questo anche elemento legato ai suoi viaggi e all'esotismo. Proviamo a entrarci all'epoca, a partire dal cancello. È ancora così, quasi uguale. Questi sono è il personale che abitava nella casetta del custode, ovviamente perché erano i custodi. Questo all'ingresso dei Leoni invece più importante, con una signora che non sappiamo chi era, a meno che Anna non ce lo sappia dire, che ha scoperto, però era carino. Anche questi signori non sappiamo chi sono, almeno io non so chi sono, ma vedete che meraviglia, no? All'uscita del tunnel, grazie, all'uscita del tunnel. I pavoni, non ci siamo messe d'accordo, forse dovevamo farlo, ma all'apertura del museo molti abitanti del quartiere erano disperati, chiedendomi: non rimetterai i pavoni, vero? Perché pare che ovviamente il suono stridulo non era particolarmente benvenuto. Ecco come si presentava il castello, con la loggia colombiana e Colombo, come si vede tuttora. Il fascino per il bagagliume ha preso anche me, e questo è l'arrivo della carrozza sul piazzale con diversi bagagli. Questo era l'ingresso con la porta che avete visto prima, con il dettaglio, no, intagliato in queste formelle di ispirazione moresca, e entrando, ecco, come dicevamo, da una parte abbiamo il trofeo coloniale, che è caratterizzato tipicamente da armi, ma non si è limitato alle armi delle nostre bardature dei cavalli in stile medievale, ma ci sono le armi nordamericane, sono le pianure dove campeggiava il bisonte, dove viaggiava
il bisonte. Qui siamo tra l'altro con materiale anche Hopi dell'Arizona, ma frecce e archi delle pianure degli Stati Uniti e del Canada. Ma non ci fermiamo, ovviamente, con composizioni estremamente moderne abbiamo tutte le parti del mondo, l'Oriente in primis. Questo è particolarmente significativo perché è molto simile a come siamo riusciti nel rispetto della conservazione dei materiali a riproporre per chi viene oggi e lo ritrova uguale. È immancabile il salotto turco, foto fondamentale per ricostruirlo e goderlo come lo vedete oggi. Sala colombiana con Colombo giovinetto sotto la loggia. Non poteva mancare anche una fotografia di ciò che si vede, ciò che si vedeva dalla Sala colombiana. Avete presente San Francesco da Paola, questa collina tutta terrazzata senza un'abitazione, è veramente sorprendente. Rientriamo però in Sala colombiana e ci ritroviamo con questo arredamento. L'orso però bianco non è arrivato a noi. In Sala delle Meridiane vediamo il capitano al lavoro e si capisce dove faceva le meridiane, perché veniva chiamato così. In Sala da pranzo estiva si vede Decio Vinciguerra, mi pare, Amici, non saprei chi è lui, non mi pare Etienne, no? Ma non sappiamo, ma parlando di patrimonio ricevuto con la donazione del castello, c'è anche tutta la quantità di materiale dell'archivio, 2 faldoni dal 1886 al 1889 e dal 1889 al 1891 contenenti cronologicamente, in ordine precisissimo, tutte le ricevute e i pagamenti fatti per costruire il castello, dalla pozzolana ai mattoni. Qui in realtà sono arredi acquistati da Issel, Alberto Issel, conosciamo il nome storico di questo mobilificio, oppure Radif, non a caso, insomma ne ho scelti un paio, ma anche perché questa è la cabina, non abbiamo foto storiche della cabina, questa è la cabina che ha ricostruito all'interno del bastione, e abbiamo la documentazione del fatto che sia stata progettata da Issel e costruita dall'ebanista, no? Alberto Issel. Questa invece è l'atto di acquisto dal marchese Negrone Durazzo, che abitava in un palazzo delle Vigne, dove il capitano ha voluto prelevare il bassorilievo con San Giorgio il Drago che segna l'ingresso al castello in cima al portone principale. Ma 1991 inizio dei lavori di restauro, che come vi dicevo sono durati 13 anni, eccoli un po' con i lavori in corso, ma questo è il panorama, immancabile la lanterna, immancabile l'abbraccio dello sguardo sul mare e come si presenta oggi, con le cronache di Montegalletto, e cioè questa porzione di muro recuperata da una casetta che si trovava sul bastione del Cinquecento, dove lui ha abitato fin tanto che il castello nel 89-90 non era un minimo abitabile, e guarda caso campeggia la firma di Margaret Brooke, la Rani di Sarawak, di cui ormai avete sentito parlare. Ecco perché gli Amici hanno firmato in questa come se fosse un album dove, no, gli Amici firmano, è un pezzo di muro, e lui le ha chiamate Cronache di Montegalletto. Un'altra cosa già citata, ed questa è la prova, la visita di Giuseppe Verdi al castello, le 2 visite al castello, che si trova proprio appunto all'ingresso.
ingresso questa piccola lapide e il biciclo che abbiamo ricollocato dove risultava essere all'ingresso. E così ora inizio una carrellata di eventi che è stato difficile selezionare, quindi scusate, un po' correrò veloce, ma solo l'idea, e ne ho scelti solo alcuni rappresentativi per dare l'idea di come abbiamo provato a muoverci, e cioè raccogliere la staffetta del capitano, continuare a viaggiare, a partire dal suo sguardo, a partire dai rapporti che ha intessuto con il mondo, dalle sue collezioni, dalle sue fotografie, attualizzandolo, cercando. Ma non abbiamo fatto sforzo, vorrei aggiungere, cioè ad esempio come in questo caso un dipendente AMT che ha voluto emulare il viaggio del capitano D'Albertis con la sua crociera a Costantinopoli del 1876, andando in bicicletta, e che ha voluto provare poi l'emozione di prendere in mano il biciclo del capitano. Ecco, dicevo, non è stato difficile, continua a non essere difficile in questi anni, perché gli stimoli, l'ispirazione, la curiosità, lo stupore, ecco, nello scoprire le sue attività e le sue conoscenze spingono molte persone a attivarsi, no? come lui. Queste sono alcune immagini che ripropongono i trofei coloniali alle pareti, dove è stato possibile ricollocarli, quindi stiamo salendo nel castello, al piano nobile, la sua dimora, guardiamo la città insieme a Colombo Giovinetto, e questa è la sala colombiana. Vedete, non abbiamo l'orso bianco, la pelle dell'orso, ma si è cercato di riproporre le decorazioni alle pareti con gli armadi che contenevano le sue collezioni, e di riarredare la sala delle Meridiane in una veste che, grazie a una fotografia, sappiamo comunque era sua tipica, cioè sala da pranzo, sala gotica, sala del camino, studio di un girovago pintore di Meridiane, luogo poliedrico, e il salotto turco oggi, in occasione anche di una mostra di arte. Ma la novità dal 2004, cioè qualche anno prima, cioè da quando sono iniziati i lavori di restauro, grazie alla ristrutturazione di Grossi Bianchi e Melai, ingegneri e architetti che erano stati incaricati del progetto di ristrutturazione, è stato non solo quello di recuperare la dimora ottocentesca, ma di creare un nuovo piano espositivo, svuotando il bastione di tutto il materiale che invece per il capitano era stato necessario per creare il suo castello, e sulle cui fondamenta poi lui ha potuto erigere il castello ottocentesco. Poiché dalle planimetrie era evidente che la struttura cinquecentesca era ancora esistente e integra, loro hanno giustamente voluto valorizzare le fondamenta cinquecentesche, creare un nuovo spazio espositivo ed avere quindi un piano nuovo, anzi due piani nuovi, per raccontare nuove storie. E allora questo piano che state vedendo, che compare subito dopo il salotto turco, conclusa il cuore della dimora, è in realtà il piano delle cannoniere, il piano del bastione cinquecentesco che esisteva già all'epoca del capitano e dove abitava la servitù, nelle piccole stanzette delle cannoniere del bastione cinquecentesco. Quello che intuite sotto è invece, che ora vedremo, è quello che è stato ricavato ex novo. In entrambi i piani, naturalmente, che all'epoca non erano abitati dal capitano e non erano arredati e non ne avevano le sue collezioni, l'opportunità è stata buona per dire: racconto una nuova storia basata su cosa? Uno, sul fatto che un museo del 2004 poteva rappresentare il rapporto con l'altro in modo completamente diverso rispetto
all'Ottocento, fine Ottocento, ma l'altra anche che collezioni nuove erano state acquisite dal Comune di Genova dal momento della donazione del castello, quindi dopo il 32, in realtà qualcuna anche prima del 32, e che quindi dovevano essere collocate. Ecco quindi che ci ritroviamo nel bastione del Cinquecento. Le campane mi fanno pensare che mi devo sbrigare, quindi andrò un po' più veloce. Ecco le cannoniere di cui vi parlavo, che all'epoca erano delle piccole stanzette che io ho visto con una cassapanca, un appendiabiti. Vedete qui la torre di mattoni ottocentesca che poggia invece su una torre in pietra che è la torre cinquecentesca, che costituisce proprio fisicamente, no? La base, le fondamenta. E quindi la possibilità di esporre con un progetto firmato da uno scultore, da un allora docente all'Accademia di Scultura, è andato in pensione 2 anni fa, la possibilità quindi di esporre con un criterio espositivo ovviamente diverso, che non è più quello dei trofei coloniali o del gabinetto di curiosità, insomma dell'affastellamento degli oggetti senza che da un punto di vista scientifico ci fossero, no, le conoscenze a cui ora siamo giunti. E quindi corredo funerario di sepolture precolombiane provenienti dal Perù si succedono nelle cannoniere accompagnando un ipotetico corpo del defunto immaginato, evocato da una radiografia, oppure secondo installazioni site specific, perché per ciascuna cultura sono state studiate modalità espositive diverse per far fruire meglio il materiale, senza frapposizioni di didascalie, di numerini, di fotografie, ma proprio per permettere, no, una comunicazione fra il corpo del visitatore e il corpo del visitato, dell'oggetto. Ecco la successione espositiva che penso possiate, seppure da una fotografia, cogliere nella sua originalità. Originale è stato poi anche il modo di procedere, non solo supportati da una filosofia espositiva diversa, ma anche dal fatto che nel frattempo i luoghi che espongono materiale di culture extraeuropee sono diventati luoghi di grande sperimentazione, luoghi anche di grande dibattito, luoghi in cui si è ritenuto sempre di più necessario far parlare i diretti interessati, i cittadini, le popolazioni native del Nord America come del Sud America, i discendenti di quelle popolazioni archeologiche che nei secoli precedenti sono stati depredati dagli imperi coloniali di cui noi anche siamo eredi, no? Fanno parte della nostra storia. Il capitano ha vissuto in quel periodo, non certo dimostrando una brama imperialista di saccheggiare materiali dalle popolazioni, anzi, e vedrete poi come con gli Opi questo ha significato il fatto che siano poi stati gli Opi a inaugurare il museo, ricambiando la visita del capitano. Ma sto proseguendo passo passo, area per area, prima di arrivare agli Opi. Questa area dedicata alla civiltà maya di Copán in Honduras è una tappa importante che documenta un approccio che abbiamo un po', diciamo, inaugurato, e cioè la restituzione. Erano gli anni prima dell'apertura del museo del 2004, quando, scoprendo a Copán in Honduras la presenza di 18 teschi uguali a questo teschio qui sul sito Maya, dove scava Harvard, il Peabody Museum, l'Università di Harvard, e quindi portando lì le fotografie dei nostri esemplari, che sono stati portati via dalle missioni cattoliche americane nel 1892 per le celebrazioni colombiane genovesi, abbiamo instaurato una relazione che ci ha permesso di realizzare le copie attraverso il calco, che vedete qui realizzate, no, ai lati. Quelli sono i calchi in negativo
qui la copia realizzata in Honduras e poi la riproposizione dell'oggetto calcato sull'originale. E uno dirà: ma come? Non li hai restituiti? Hai detto restituzione. Naturalmente le restituzioni sono regolate da leggi. Nel 1892 non c'era nessuna legislazione vigente, l'Honduras quindi non ha potuto richiedere la restituzione, ma il museo può fungere comunque da luogo di ricomposizione di una conoscenza e di un'identità e da ponte, in modo che in questo puzzle di vuoti e di materiale saccheggiato soprattutto dai siti archeologici, realizzare le copie può rappresentare il riempire questi vuoti e scoprire che cosa c'era. E quindi noi, queste sono immagini del 98, immaginate poi nel 2004 in collaborazione con il Peabody abbiamo documentato questa restituzione e raccontiamo questa storia. E con questa filosofia espositiva, anche con le popolazioni indigene nordamericane, abbiamo ragionato per delle esposizioni dialogiche in cui far entrare la voce indigena, ben consapevoli che prima di tutto per le popolazioni native gli oggetti non sono oggetti da vetrina, dietro il vetro diventano oggetti, ma per loro sono la presenza dell'antenato, sono saperi ancestrali. Ed allora, grazie a una borsa di studio del Getty di Los Angeles, che all'epoca ha ritenuto evidentemente molto anticipatorio rispetto ai tempi per l'Italia, quello di allestire aprire un nuovo museo con la voce degli indigeni, questi fondi mi hanno permesso di andare e contattare popolazioni native che interpretassero le collezioni. Ed allora, insieme a Massimo Chiappetta, lo scultore di cui vi parlavo, in dialogo con Gerald McMaster, artista dei CRI, delle pianure, ora diventato docente universitario e insomma il tempo passa per tutti, abbiamo passato un po' di tempo nel deposito e interpretato, no, le collezioni per far sentire la sua voce, che dice: è importante per me vedere questo materiale fuori dal mio paese, no? Fuori dal Canada, è importante perché documenta un'epoca di collegamento, di relazione, fa vedere quanto questi oggetti erano importanti per noi, ma noi continuiamo a vivere, quindi anche qui non ve li chiediamo indietro, no? Questi oggetti parlano di noi presso di voi e per noi sono importanti ambasciatori perché permettono di raccontarvi i valori dei nostri antenati. Noi eravamo così, no? Ma io sono qui adesso e ecco chi siamo, no? Ed ecco l'allestimento che dà voce a questo dialogo e che ci permette di esporre le collezioni, restituendole in alcuni casi, come vedete, ad una dimensione quasi sepolcrale. Qui abbiamo quasi voluto rappresentare come una veglia dove partecipano attraverso le scarpette bambini, donne, no? Il genocidio che abbiamo perpetrato uccidendo, no? Saccheggiando e portando via. Questo materiale è qui per le missioni cattoliche americane sempre dal 1892 ed ecco come noi lo illustriamo alle nuove generazioni, permettendoci di avvicinare anche attraverso un bambolotto che è dentro quella culla che era la modalità con cui nel 1892 era esposto dalle missioni cattoliche. Ma ora arriviamo agli Hopi dell'Arizona con fotografie che in parte avete già visto. Il corpus delle fotografie scattate in Arizona nel secondo giro del mondo nel 1896 dal capitano è stato uno strumento proprio per entrare in dialogo nuovamente con loro, restituendo loro questi scatti, queste stampe. Noi abbiamo i negativi, quindi è stato possibile stamparle e restituirle e fare in modo, eccolo, a surprise gift from Genova, e fare in modo che quindi si potesse parlare del capitano cercando di capire come lui poteva essere entrato attraverso Kim's Canyon, a quell'epoca molto controllato e molto difficile, no? Siamo entrati in contatto con gli Hopi di oggi che
questi sono due rappresentanti del Consiglio tribale dell'epoca, era il 2002, anche attraverso una collezione di un neuropsichiatra infantile del Gaslini, Amedeo Dalla Volta, i cui discendenti hanno in realtà venduto agli amici del museo, che all'epoca erano molto attivi negli anni 2000, per unirsi alle collezioni del capitano, questo materiale di Amedeo Dalla Volta fatto da bambini degli anni 50. Eccoli questi disegni che riproducono la vita, no? La vita dell'epoca, la vita tradizionale, ed ecco l'incontro con gli Hopi, che ci ha permesso di fare collegamenti con il materiale raccolto dal capitano. Questa è la famosissima ceramista Nampeyo, di cui il capitano ha acquistato questa ciotola, oppure oggetti della cultura tradizionale come questa forcella per l'acconciatura delle ragazze. Come vedete, eccole che meraviglia. Questa non è una foto del capitano, ma sono note le foto dell'epoca, non in ultimo quelle di Aby Warburg, e quindi di produrre delle didascalie fatte da questo Alf Sekakuku, uno degli anziani di una società segreta, che era molto contento di poter essere il portavoce della sua cultura. Ed ecco che gli Hopi, 5 Hopi, hanno inaugurato il museo il 16 aprile del 2004 per ricambiare la visita del capitano d'Albertis. E ecco che uno scultore, la figlia che disegna, non mi dilungo, ecco come si presenta oggi questo spazio. E ecco anche, è una storia un po' troppo lunga, chi vorrà venire al castello gliela racconteremo, ma abbiamo scoperto di avere materiale molto interessante di pittori e di artisti dell'epoca. A inaugurare la stagione delle mostre nel 2004 è stata una esposizione in dialogo con i Bororo del Mato Grosso. Vado rapida, alcune di queste fotografie sono anche state scattate da Anna D'Albertis, fondamentale per accompagnarci in questa prima esperienza espositiva. Come vedete, il lavoro è stato svolto con loro, che ci aspettano questa l'hai fatta tu, esatto, che ci aspettavano all'ingresso per inaugurare il museo e vedevano inaugurare la mostra e vedevano pian piano tutte queste persone salire, ed erano molto, molto preoccupati, ma non preoccupati a sufficienza per non intimidirsi di fronte a Claude Lévi-Strauss, l'antropologo che sono andati a trovare nel mese che sono stati a Genova, sono andati a trovare all'École des Hautes Études a Parigi, perché il primo che nel 1927 ha scritto di loro parlando di quello che aveva vissuto in un villaggio nel Mato Grosso, e sono andati a rendergli omaggio, ringraziandoli. Ho tuttora i brividi mentre lo dico, perché sono andati a ringraziarlo, perché è stato fatto, perché è stato il primo a rendere nota la cultura e soprattutto a far capire che valeva la loro cultura, che aveva un valore, e a farli conoscere al mondo. E mostre che vedono materiale di popolazioni africane, ad esempio, allestite il più possibile con criteri che non siano semplicemente quelli della vetrina a parallelepipedo, ma soprattutto in dialogo con i nuovi cittadini. All'epoca forse li chiamavamo ancora extracomunitari. Questi sono 2 sarti del centro storico che per l'occasione si sono vestiti con gli abiti, sono della Costa d'Avorio, 2 a Cannes proprio abbiamo giocato con la uele, abbiamo suonato la cora con musicisti dentro il salotto turco, abbiamo costruito mandala con monaci tibetani e abbiamo distrutto i mandala nel porto antico. Una successione quindi di immagini per darvi un'idea, come diceva la professoressa Rollandi, della vita di un museo aperto al mondo oggi.
aperto anche all'inclusione di tutte le culture e quindi di tutte le abilità e competenze che sono anche quelle delle persone sorde, delle persone cieche, grazie a un progetto sull'accessibilità che ci ha permesso di realizzare modellini toccabili, no? dai ciechi, o un iPad che ti accompagna in lingua dei segni e che è fruibile per tutti. Vedete, c'è una persona sorda con la lingua dei segni, il testo scritto sotto in italiano, in inglese, in varie lingue, con un font che è quello accessibile, la font per gli ipovedenti. Stava partendo il video, qualcuno aveva supposto se li avevo, ecco. Sono gli anni, i primi anni 2000, dei primi arrivi degli ecuadoriani. Sappiamo di essere oggi la città, devo andare più veloce, vero? Sì, vado avanti, ma siamo a buon punto. Sappiamo ormai di essere la comunità, la città con la comunità ecuadoriana più numerosa in tutta Italia. Forse si diceva 20.000, recentemente ho sentito, esatto, recentemente ci siamo aggiornati e siamo arrivati a 45-50.000. Erano i primi anni ed è stata l'occasione con l'ambasciata e col consolato dell'Ecuador di prendere in mano una situazione che scottava, e cioè una collezione acquisita, diciamo illegalmente, perché portata semplicemente in valigia da una famiglia ecuadoriana che si era stabilita, una famiglia ligure di Chiavari che si era stabilita poi in Ecuador, e che con il pensionamento e con il ritorno a Genova aveva pensato di riportare il materiale che aveva scavato nei giardini insieme ai salesiani, insomma così via, di riportarlo a Genova per fare un piccolo museo, donarlo al comune di Genova, alla città, è stato veramente un giocare con il fuoco, e quindi l'obbligo morale è stato quello di restituirlo, ed è stata l'occasione per restituire non soltanto i nostri 3.500 frammenti, pezzi, li vedete che quantità incredibile, ma anche raccogliere almeno 1 migliaio, altri 1.500, mi pare che siamo arrivati a 4.900 di totale, da tutto il nord Italia, con un'operazione, qui vedete nel nostro deposito, perché abbiamo fotografato, documentato tutto, erano anche destinati in alcuni casi al commercio, al mercato. Questa è una figurina fittile che era mutila della testa, che è stata assemblata a un'altra testa perché per venderla doveva essere integra, e quindi ci siamo anche resi conto quante manomissioni erano state fatte. Quel momento quindi è stato una mostra, e prima della mostra, insomma, dopo la mostra, la restituzione. Un altro esempio è col materiale degli aborigeni australiani, esposto dal capitano, con una delle tante panoplie che non abbiamo potuto esporre in modo permanente, e quindi è stata un'occasione di una mostra per riallestire questo materiale raccontando una nuova storia insieme agli aborigeni australiani, grazie a una questa è la mostra fatta nel 2021 in collaborazione con Monica Galassi, che ha creato una piattaforma. Guardate appunto il capitano nel secondo giro del mondo, l'epoca probabilmente, ma no, in realtà è il primo giro del mondo quando ha preso questo materiale, ma allora, Monica Galassi, dicevo, che ha creato una piattaforma digitale per la condivisione delle fotografie e degli oggetti dove ci sono riproduzioni di aborigeni australiani. Come siamo riusciti a fare tutto questo? Grazie al primo diario. Anna D'Albertis nel frattempo ha trovato il manoscritto, ma il capitano al castello aveva lasciato un albo di 60 centimetri, che diventa quindi, immaginatevi, il doppio, un grosso albo, uno scrapbook, un album dei ricordi, ciarpe, frastagli, scampoli. L'industria laniera della famiglia ha trasmesso il linguaggio, gli scampoli, 1877-78,
guardate questo collage, questo patchwork, oggetti presi ed esposti nel Museo del Capitano, riallestiti per l'occasione, in occasione di questa mostra, e in questo patchwork, in questo lavoro di appunti, ritagli di giornale, troviamo la prova, l'acquisto da parte del Capitano nel 1878 a Melbourne di fotografie di un certo Lint. Eccolo, fotografie di paesaggio idilliaco, australiano quasi inimmaginabile, e fotografie invece di aborigeni. Le allestiamo, eccole le fotografie degli aborigeni, le allestiamo raccontando che cosa c'era dietro e che cosa abbiamo scoperto. Che questo Lint era un fotografo tedesco che si era insediato nella comunità tedesca di Grafton, nella Clarence Valley. Col tempo nel suo studio di Melbourne faceva staged photography, quindi fotografia in studio, allestendo finti set fotografici e mettendo in posa le popolazioni aborigene, e noi quindi diciamo: ma voi come vi sentireste se foste stati messi in un set fotografico così finto, no? Così artefatto? C'era anche una sezione legata alle armi fantastiche raccolte dal Capitano in Giappone, quindi che abbiamo riproposto così in collaborazione con il Museo d'Arte Orientale, ed ecco la piattaforma tuttora funzionante, Aboriginal Archives Italy, che ci permette, e un'altra foto in comune con la proiezione di Anna, che ci ha permesso di condividere con il pubblico di oggi le fotografie del Capitano anche del 1910, perché col terzo giro del mondo il Capitano ritorna in Australia ed abbiamo delle fotografie incredibili, non le fotografie di staged photography di Lint, ma delle fotografie in cui gli aborigeni gli sorridono. E in collaborazione con una ragazza aborigena, una consulente aborigena, che si è messa a piangere di fronte a questa immagine e ha detto: è l'unica fotografia che ho visto di un aborigeno che ride a un fotografo europeo. E anche la tranquillità con cui stanno in posa, forse non stanno neanche in posa, guardano altrove, ma sono tranquilli. Ecco l'incredibile eredità del Capitano d'Albertis, attraverso un patrimonio di fotografie che noi riproponiamo attraverso appunto nuovi sguardi, con una brochure che racconta di queste chiavi di lettura a partire da Lint, perché comunque sono le collezioni anche del museo, comprate da lui all'epoca. Con 40 anni di distanza il suo sguardo cambia, perché le fotografie del Capitano generano relazioni. Gli Hopi sono stati i primi a ricevere le fotografie del Capitano restituite, ma ci sono anche tanti, la Sardegna, la Valtellina, Bormio, Fiuggi. Sono soltanto alcuni dei progetti creati in collaborazione con le popolazioni dove il Capitano ha scattato le sue fotografie, e quindi la possibilità di restituire, e vorremmo poter continuare con la Val d'Aosta, con Noli, no? Forse ora con Ustica, grazie sempre al lavoro che Anna D'Albertis ha fatto di riconoscimento e di suddivisione degli scatti. Vado avanti rapidamente. Questi sono esempi di collaborazione: il Festival della Scienza, il lavoro con i ciechi e con i sordi, la possibilità che il museo sia un luogo di benessere, e quindi dove si suona, dove si medita, dove si fa qigong, dove si lavora con le popolazioni native indigene peruviane per riconoscere il materiale, dove si riallestiscono le collezioni in collaborazione con chi tesse ora questi tessuti che noi abbiamo. Vado avanti veloce, perché
il tempo passa, non mi dilungo, dove si osservano le stelle, dove si suona la chitarra, dove abbiamo performance di danzatrici, dove si mangia, perché abbiamo anche un bistrò sulla terrazza, organizziamo incontri di sapori da tutto il mondo, dove si celebra San Valentino, dove si prende il tè col capitano, dove si vede il mondo attraverso le popolazioni appunto di migranti col background migratorio, in collaborazione con i nostri servizi educativi, dove si ricevono donazioni di artisti contemporanei. Mauro Panichella, artista contemporaneo, ultima donazione ricevuta, che ora campeggia in Sala Colombiana, dove si fa yoga, dove una nuova sezione dedicata alle musiche in collaborazione con EcoArt ci fa stare bene, c'è uno spazio sensoriale, dove c'è una sezione dedicata alle medicine in collaborazione con EcoArt, stiamo concludendo, e dove stiamo cercando di riscoprire il giardino romantico del Capitano. Questa è una delle piccole parti già accessibili perché pianeggiante, guardate la meraviglia, e dove si lavora in collaborazione con l'International Council of Museums sull'origine dei patrimoni dal mondo, grazie a ricerche, collaborazioni in tutto il mondo e webinar. Domani faremo un webinar dove si fanno mostre temporanee di ogni natura, da illustrazioni a adesso gioielli d'artista, oppure giocattoli fatti da un artigiano italiano, dove si festeggia la notte dei musei. E ora, in conclusione, dove da maggio a settembre si visitano i passaggi segreti del Capitano d'estate. Tutti i giovedì sera, eccoli, li potete vedere in anteprima, e ecco la conclusione, sere d'estate al museo. Ma domani, per chi volesse venire, celebriamo i 16 eroi di Premuda che, celebrando l'impresa che hanno fatto sul mare il 10 giugno del 1918, comandati dal comandante Rizzo, che è una storia lunga, i due MAS che hanno segnato la sconfitta sul mare, che ha portato alla vittoria bellica, insomma, della prima guerra mondiale, e quindi hanno vendicato, e qui ritorno al capitano D'Albertis, hanno vendicato Lissa. Abbiamo detto che il capitano ha combattuto nella prima guerra d'indipendenza, soffrendo ovviamente. Ecco che chiudiamo il cerchio, il passato, il presente, il futuro, a Genova, nel mondo. Scusatemi se mi sono dilungata. Io ringrazio molto le relatrici e vi chiedo se avete delle domande da fare. Prego. Grazie molte. Volevo chiedere alla dottoressa D'Albertis se allo Yachting Club, nella biblioteca, ci sono libri, testi che parlano del suo prozio, c'è qualche documento interessante allo Yachting Club. Ho paura di no. Qualcosa gli ho regalato, però non so che fine ha fatto. Non ho avuto cenno di risposta. Sicuramente c'è la crociera del Corsaro, quella, diciamo, quando ha attraversato l'Atlantico, cioè il ritorno, francamente non lo so. Sì. Il suo busto? Vabbè, il busto però non si legge. Sì, all'ingresso c'è un suo busto, c'è anche un ritratto. Sono i modelli del Corsaro, del Violante, non ne sono sicura, del Corsaro sicuro. Vittorio, forse lo sai di più di me. No, non lo sa. Okay. Vedo che è un'ora in cui le persone, come si fa a Genova, vanno a casa, ma devo dire che vi ringrazio molto perché avete aiutato a capire come si possa collegare l'attività di un personaggio come D'Albertis, curioso, coraggioso, colto e generoso. Sono tanti elementi assieme che si riuniscono in questo personaggio, non una persona qualunque, e allo stesso tempo bisogna ringraziare la grande attività che viene svolta
da Camilla De Palma, che, come dire, sta realizzando all'interno del Castello d'Albertis una filosofia espositiva, museale di grande attualità, che consente di vivere il museo non come un'entità rigida, chiusa, fissa, ma come un'entità che unisce elementi storici ed elementi in continuo movimento. Io vi devo ringraziare e devo dirvi che la prossima conferenza sarà lunedì 9 giugno, sempre alle 17. Laura Stagno, accademica e storica dell'arte dell'Università di Genova, ci parlerà di Imago Alexandri, rappresentazioni di Alessandro Magno tra Medioevo e prima età moderna. Grazie a tutti.